Il progetto Oceano, la vita sott'acqua, è il progetto di un'installazione composta da 3 elementi che evidenzi il problema dell'inquinamento dei mari e degli oceani e che dia un messaggio di impegno e risoluzione. Abbiamo avuto modo di far vedere il progetto all'artista Marco Zecchinato, che ne ha colto subito il potenziale, ispirandosi ha deciso appunto di collaborare con noi e di realizzare insieme ai ragazzi quest'opera all'isola della Certosa con i materiali del luogo: legno riciclato, reti di pescatori abbandonate, il canneto. Su questo tema gli alunni della quinta E del liceo artistico Pietro Selvatico della sezione scultura hanno elaborato le loro progettazioni. Sono partiti dal punto 14 dell'Agenda 2030, la vita sott'acqua, cita il fatto di conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Il concetto di quest'opera in particolare, dal titolo Liberazione, è un'installazione che vuole esprimere il bisogno della balena, scelta come animale simbolo dei grandi pesci, di liberarsi dalle tecniche e dagli strumenti di pesca intensivi e poco selettivi. E soprattutto il fatto di aver scelto 3 codine di balena che man mano si liberano, quindi sono in 3 posizioni diverse, hanno fatto sì appunto di mettere in relazione 3 sculture che divengono poi un'installazione. Io ritengo sia un segnale potente datoci dai nostri giovani ragazzi proprio per la giornata internazionale degli oceani a Venezia, all'isola della Certosa, e questo io credo sia un potenziale visibile, simbolico ma potente allo stesso tempo di impegno